Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, ci troviamo a Mondelungo, come potete vedere il fungo di Mondelungo, dove ci mettono l'acqua. Ho riesumato, questo video perché guardate qua, vi faccio vedere, queste sono canne, macchie mediterranee e un coccio di rasta, un frammento di rasta e munnizza una bene, ovviamente. Televisioni, prodotti tecnologici riciclabilissimi, anche di nuova vita, avete visto, non lo voglio dire, c'era un preservativo, non lo diciamo, non vorrei. E qua, ecco, guardate qua la differenza, la prima, una delle tante motivazioni, la conseguenza di questa cosa, che vedete, cioè è lo stesso terreno, prima con le canne e poi senza le canne, che in realtà è prima senza le canne e poi con le canne, la macchia mediterranea, a che era una specie di deserto, come vedete, una specie di deserto. Questa è terra deportata da un'altra parte, e dove sono cresciute le canne. È stata inforestata, riforestazione, la parola giusta, che prima, queste canne non esistevano, no? Sono state trapiantate, una macchia mediterranea trapiantata, una buona idea. Alberi che sembrano una similanza dell'olivo, arziche di ortaggi, sanaponi, tutte cose di macchie mediterranee, che prima non c'erano e ora sono state incentivate dal comune, amministrazione Rosario Crocetta, questa, se non mi sbaglio, il nostro illustrissimo presidente. Passiamo direttamente al servizio, alla motivazione per cui è stato riesumato questo video, che l'avevo pubblicato su YouTube tempo fa, subito dopo, fresco di questa deportazione di terra, che hanno fatto il parcheggio da un'altra parte, non sapevano dove mettere la terra e a eragliazzare a Mondolongo, portando con sé reperti archeologici, Ittat doco e nuova macchia mediterranea, e quindi ho riesumato questo video per il mio amico Giovanni Udice, amico, si fa per dire. È tutto per te questo video, Giovanni Udice. La ricerca dei maregni. Guardate, signore, a casa vero penso che i maregni ci sono. No, un vaso. Non era, mi sa, una minchiata quella dei maregni. Anche con questo che sto pulendo è un pezzo di rasta. Ecco, signore. Ah, sa, che poteva essere? Il manico di un vaso. Di un vaso, già. Sì. Però, di qua ho avuto un vaso di sorte. Ma cerchiamo la maregna. Minchia, signore, io ho trovato un manico. Ci può interessare un manico. Però penso che se ci sono i manichi, ci possono essere pure i maregni. Ma i maregni, sapete, signore, questo è un vaso, proprio una testimonianza importante. Praticamente quello greco disegnato, vediamo se da vicino si può vedere meglio. Quello è un altro, la data di una rasta, ecco, così forse si può vedere meglio. La data di una rasta, sì, guardate, lo faccio vedere da vicino. Che questa mi sa che è una piastrella, no? Non è una piastrella, questo anche potrebbe, che è leggio, capito? Bene, questo ad esempio, no, questa è una piastrella, niente, tutto proprio. Questo è uno scarabeo, uno scarabeo egiziano, di quelli proprio
del faraone. E praticamente si dice che ancora ora qua di notte vengono con i metal detector, diciamo, ragazzi anche per hobby, ragazzi, dato la disoccupazione, diciamo, sai com'è, si trova una monetina, magari ci campi, questo è un bello, guardate che grosso questo pezzo, diciamo. Ecco, questi signori sono vasi, che buono essere anche dove ci tenevano le feconde dei faraoni, come si chiamano le feconde? Diciamo, come si dice quando i faraoni come si dice quando i faraoni li seppellivano, no? Cioè e ci levavano le ventre, le feconde, come si chiamano? Le interiore, no, scusi, le interiore dico. Possono essere anche questi tipi di vasi, può essere anche. Guardate, questa è un'antuppata, diciamo, che non è un reperto archeologico, questo si mangia, diciamo, da noi a Gela si mangia, queste che sono antuppate, diciamo, sono luaghe che, vedete, ma originale, non è, diciamo, qua c'è una cosa importante, vedi? Guardate, vi faccio vedere, c'è un pezzo di terra, avete visto? Con dentro, praticamente l'ha messo così, avete visto? Qua c'è la tomba di poco fa. Bene, io direi che a noi amici di Striscia ci lasciamo questi pezzi qua, se qualcuno li viene a prendere, noi ce li lasciamo, così qualcuno magari se ne accorge, in verità ci sono la testimonianza a voi le linee studio a Striscia la Notizia, se ce la volete mandare, se no niente, se no la mandiamo a Videogolfo da Sergio Petta. Ciao a voi la linea studio. Un bello servizio.